Buona serata da prealpina.it. Partiamo subito con la situazione Covid. A fronte di 24.040 tamponi effettuati, sono 1.230 i nuovi positivi in Lombardia. Nel Varesotto sono in tutto 102. Calano i ricoveri in terapia intensiva che diventano 392, segnando un meno 15, ma crescono notevolmente i ricoveri. Sono 118 in più di ieri, per un totale di 3.530 le persone alle prese con pesanti terapie e caschi di ossigeno. Purtroppo su scala regionale si contano ancora 77 decessi, che portano il totale a 26.789. E sempre riguardo il Covid, i politici continuano a discutere dopo la vicenda della zona rossa e degli errori che hanno portato a decretarla. Bagarre in Consiglio regionale questa mattina dopo il discorso di Attilio Fontana. Michele Usuelli di Più Europa si è polemicamente inginocchiato davanti al governatore, chiedendo che i dati disaggregati sulla pandemia fossero resi pubblici. Non so più come chiederlo, ha detto, ve lo domando in ginocchio. 5 Stelle e PD a quel punto hanno esposto dei cartelli con le scritte verità per i lombardi e basta bugie, chiedendo le dimissioni della giunta. Dai banchi della maggioranza hanno replicato con il coro andate a lavorare, mentre il presidente Fontana, la vice Moratti e parte della giunta hanno lasciato l'aula. Seduta sospesa dunque e ripresa poi alle 14 per terminare ancora poco dopo con l'uscita dall'aula delle opposizioni che invocano i dati per fare chiarezza. Alla fine il confronto è nuovamente ripreso con la maggioranza compatta a sostenere Fontana, ma è evidente che la vicenda terrà banco ancora nei prossimi giorni e non è finita. Sul fronte contagi sembra non destare preoccupazioni il paziente è rientrato dal Brasile e alle prese con la variante brasiliana del Covid-19. ATS Insubria precisa che sono 2 le persone in sorveglianza, contatti del soggetto. Per loro è scattato l'isolamento fiduciario ed è stato allertato il comune di residenza. Le persone sono costantemente monitorate e appaiono in ottime condizioni di salute, per fortuna. Il Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità sta esaminando i loro tamponi e si attendono al più presto i risultati. E veniamo alla cronaca. Sono passati 34 anni dalla morte di Lidia Macchi, uccisa con 29 coltellate a Cittiglio. Domani forse si saprà se l'omicidio della studentessa ventenne resterà senza un colpevole o se invece la ricerca della verità continuerà con un colpevole presunto, Stefano Binda, ex compagno di scuola della vittima. La Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla vicenda dopo che Binda è stato condannato all'ergastolo in primo grado e poi assolto in appello nel luglio del 2019 con formula piena per non aver commesso il fatto. Binda tornò libero dopo 3 anni e mezzo e ribadì la propria innocenza. L'udienza di domani nasce da un ricorso contro l'assoluzione presentato dal sostituto procuratore generale di Milano, Gelma Gualdi, a cui si è unito il ricorso della famiglia Macchi. Se il ricorso venisse accolto, si aprirebbe un nuovo processo davanti a una diversa sezione della Corte di Appello di Milano. A Legnano, dopo parecchi anni, la popolazione torna a salire e si superano i 60.000 abitanti. Vediamo come va nel servizio di Luigi Crespi con le immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Legnano ricomincia a crescere e supera la quota 60.000 abitanti. Gli legnanesi erano 59.469 alla fine del 2019, con 652 nuovi ingressi si sono portati a quota 60.121. Erano 20 anni che Legnano diminuiva la sua popolazione, soprattutto in concomitanza con le grandi crisi che hanno provocato una fuga degli stranieri che erano venuti ad abitare in città. Ora la tendenza si è invertita e il merito è soprattutto degli italiani che scelgono Legnano come nuova residenza. Chiudiamo con lo sport. La nazionale italiana di sci nordico si è allenata oggi sulle nevi del Brinzio, ultimo allenamento sulla pista campo dei Fiori, prima di volare alla Volta di Falun in Svezia, dove nel fine settimana sono in programma una 10 e una 15 km, oltre a una sprint in tecnica classica, penultima prova di Coppa del Mondo prima dei mondiali, che sono in programma dal 24 febbraio in Germania.
Il merito di questa impresa diplomatica va attribuito alla coppia varesina formata da Enrico Perri d'Angera, coordinatore dei preparatori atletici, e da Pippo Gazzotti da Varese, coordinatore tecnico delle nazionali azzurre negli anni della Grande Italia. L'anello brinzese è rimasto blindato ovviamente per l'intera giornata, ma è stato un piccolo sacrificio per gli appassionati, in vista di un grande salto che potrebbe portare il paese nel ristretto giro delle località sciistiche a corredo dell'Olimpiade invernale attese a Milano Cortina per il 2026. Questa era l'ultima notizia. Prealpina.it vi ringrazia di aver seguito questa edizione, vi dà appuntamento a domani alle 13 e vi augura buona serata.